In Veneto le ville venete sono per l'86% di proprietà privata. Bisogna smettere di vedere al patrimonio privato come un patrimonio di pochi eletti, ma bisogna vedere questo come una risorsa per i territori. È distribuito per il 28% in comuni sotto i 5.000 abitanti. Metà, il 60% se non ricordo male, delle dimore storiche a livello nazionale è aperta al pubblico e genera flussi di turismo pari a quello del sistema dei musei pubblici. 45 milioni nel 2019 il sistema privato, 49 milioni il sistema dei musei pubblici. A livello locale, a livello del Veneto, le dimore storiche private fanno più visitatori del sistema dei musei pubblici. Il mondo dei proprietari di dimore storiche chiede di attuare efficaci politiche attive di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale privato, quanto mai opportuno in questa fase di rilancio dell'economia. Un'azione sinergica compiuta in accordo con i diversi enti e professionalità. Io sono convinto che sia sempre più necessaria una specializzazione di dettaglio degli architetti. Non è più pensabile una figura di architetto generalista come ancora sopravvive, e per fare restauro bisogna essere specializzati in conservazione dei beni culturali, come avviene per gli archeologi, come avviene per gli storici dell'arte. A Vicenza l'Ordine degli Architetti, primo in Veneto, annuncia la nascita di un'apposita commissione specialistica. È una commissione che è specializzata proprio sul tema del restauro e della conservazione dei beni architettonici del paesaggio. Con questo l'Ordine intende dare uno strumento in più ai colleghi che si possono rivolgere alla Commissione, ma anche dare uno strumento in più alle pubbliche amministrazioni, alle associazioni private che si occupano di questo settore e che in qualche maniera possono trovare in questa Commissione un luogo di dialogo, un luogo dove fare rete, un luogo che dia un contributo. Un tassello fondamentale per riuscire non solo a conservare, ma a rendere produttiva una terra particolarmente ricca di risorse da valorizzare. La provincia di Vicenza è ricchissima e quindi è messa potenzialmente bene e altrettanto potenzialmente molto male, perché anche qui non c'è una politica che favorisca il restauro di queste dimore, che favorisca la creazione di circuiti turistici, perché purtroppo anche delle amministrazioni molto spesso il privato è visto come privato e non come risorsa pubblica. Villa Valmarana ai Nani contiene il più importante ciclo di affresco dei Tiepolo, il più importante al mondo,